Ciao, ora vi farò vedere i miei modelli di, dei modelli, dei modelli, sì. Che questi modelli ho preso da due libri che hanno scritto solo Fantasy Model, Fantasy Model. Quello azzurro ho pagato 11,50, qui c'è scritto il prezzo, ma dovrebbe costare 11,50. Queste modelli sono molto famose di vista per decorare. Io canto la canzone di Violetta perché sono una V-lover, mentre voi vedete i modelli. Questo è il primissimo modello che ho fatto. Mi piaceva molto attaccare gli sticker, non so perché da come vedete da questo modello, tutto intorno, cioè ci sono degli sticker, e anche le scarpette, è uno sticker. Questo modello che vi farò vedere fra poco è più un modello da ragazza che combatte. Perché se non avete notato, soprattutto i cartoni fanno vedere, nei cartoni le donne combattono. Quando combattono, le donne combattono col ventaglio. Non per farsi vinto, ovvio. Lo que siento va cambiando, così a volte sta girando. Adesso qua c'è un modello che vi divertirà, spero. Non perché è brutto e fa ridere, no. Perché qua c'è una cazza al tesoro. Perché in questo modello ci sono molte cose. Voi dovrete trovare la cosa che è incompleta. Vi do un indizio. È un accessorio. Poi lo scrivete sui commenti. Dovete scrivere anche dov'è. Così questo video non diventa troppo noioso. A meno che non è già noioso, se no mi dispiace molto. Poi c'è questo che somiglia molto a me. Perché io, come state vedendo, e anche negli altri video, spero che avete visto, ho i capelli a caschetto. E questo modello infatti ha i capelli a caschetto come me. Non sembro io? Perché ho un po' più lunghi. Sembra pelato però. Poi questa è una sirena. Che è tutto intorno fatto in decorazioni. Sopra il sole, le nuvole e il vento. Sotto i pesciolini, le alghe, il mare. L'ambiente di una sirena, no? Dovevo disegnare anche una roccia. Poi non vi ho detto che in tutti e due i libri, questo Fantasy Model Azzurro e questo adesso vi faccio vedere, Fantasy Model Rosa, ci sono dei modelli da fare da uomo. Infatti fra poco, ora vi farò vedere il modello da uomo.
Questo assomiglia scusate, questo assomiglia molto, non sto piangendo, è che ho sbagliato e non sto passando le piante con sbaglio. Comunque questo modello è molto simile a una mia amica di nome Miriam. Ok, questo è bellissimo, soprattutto i capelli. Vedetelo. Perché? Perché adesso, dove ci troviamo adesso? Esatto, su YouTube, ci troviamo su YouTube. Dove ci troviamo adesso su YouTube? Ho visto un video dove facevano insegnare come si facevano i capelli. Io li ho fatti a codino. Sono venuti benissimo. Così bene che li vorrei io per sempre. Questa è una casserina. E questa che mi piace tantissimo perché c'è una decorazione con dei palline giganti, così. In realtà sarebbero così, ma qua sono cose. Vedete palline? Sono nella cintura. Scusate, sono un po' stanca che qua sono le 5 minuti alle 8 e ho fatto il video tantissime volte perché mio papà mi disturbava. Vero? Sì, ok, mettilo. Mi hai detto una cosa, io l'ho capito, chissà perché. Comunque continuiamo. Intanto io quanto violetta. Con la musica Peppa Pig. Peppa Pig. Eccola, eccola. Scusate, quando vi faccio vedere i modelli, guarda che violetta. Questo è un modello da strega. Sì. Scusate, non guardate mio papà, non fateci caso. Ma si vede. Devo trovarne i più belli.
No, basta. Comunque, no, ho finito. No, no, ci sono anche qua, ci sono anche qua. Sveglia, 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 sveglia. È suonata la sveglia. Oh, mi sembra un furto. No, no, niente. Questo è molto bello, mi piace da morire. Adesso non vi dico perché, come vedete, e io sono salvezza. Scusate se ci metto tanto questa violetta. C'è Andrea che veramente fuoco. Se vedete violette siete heavy lovers dovete sapere che andrà. Ma lo fai di testa? Questo? Non sono arrabbiata perché vorrei far vedere tutti in un colpo così potrei vedere subito violetta. Magari se ne trovo. Oh, poi c'è, sono sicurissima. Da uomo forse. Infatti. Questo fa sembrare molto, ma molto cattivo. Vedete. Anche nei dettagli si capisce che lo fa sembrare molto cattivo, no? Lascio qua per un po' di tempo perché sta lavando il mio papà e non voglio che lo veda. Vedrai. Ok, è andato. È davvero divertente. Perché hai camminato così? Puoi parlare adesso, eh? Magari fatti vedere no. Ma qua si vede male, eh? Fa poco rumore. Questo taglio stesso nei capelli. Puoi tentare di non lavarti adesso. Sto facendo un video. Poi credo che sia... Ah no, qui c'è da strega. Buona. Strega buona. Tu fai il tuo lavoro intanto, no? Io papà. Che mi sembra l'ultimo modello bello. Sì, infatti, l'ultimo modello che ho fatto.
Ok, forse non lo metto in carica. Però scusate, spero vi sia piaciuto. Ciao.